Il Veneto sta pagando un dazio pesantissimo sul caro energia, con 4 miliardi di rincari che peseranno sulle bollette ormai alle stelle. Il gas è aumentato del 55%, vola l'energia elettrica con un più 42% e le imprese del Veneto saranno fra le più colpite d'Italia da questi rincari. Gli effetti li stiamo vedendo sulla quotidianità degli ultimi giorni, perché abbiamo diverse aziende che lavorano in diversi settori molto, molto differenti tra di loro, che hanno iniziato ad organizzare il lavoro secondo turnazioni, perché il sabato e la domenica con una domanda più bassa l'energia costa meno. Le imprese sono in grande difficoltà e molte famiglie si trovano a dover fronteggiare i rincari in bolletta dopo quasi 2 anni di crisi dovuta alla pandemia. Ma avevo preannunciato rischi sull'inflazione, adesso vediamo che dalla pasta al caffè al bar purtroppo il conto sta salendo e chiaramente in un contesto di stipendi e pensioni ferme questi sono annunci che, scusatemi, questi sono degli aumenti che chiaramente hanno un impatto molto molto negativo appunto sulla nostra quotidianità. Il governo ha messo sul piatto 8 miliardi e mezzo di euro per ridurre l'impatto degli aumenti, ma con una crisi ormai chiaramente strutturale bisognerà cambiare approccio al problema. Il rischio è che si possano creare i presupposti per una crisi peggiore rispetto a quella finanziaria del 2008. Io più volte ho denunciato che le politiche ambientali sul clima dell'Unione Europea purtroppo stanno avendo degli effetti molto negativi su quelli che sono i costi delle bollette.